Quella tra Città di Castello e Fito Performance Padova passerà alla storia per essere stata la partita più lunga da quando esistono set a 25 punti. Il solo terzo set, terminato 43-41, è durato ben 54 minuti. Nella lunga maratona tra la capolista e la terza forza del campionato di Serie A2 su Stenium, alla fine l'hanno spuntati i padroni di casa, che hanno vinto al tie-break una sfida di grandissimo livello. La Fito Performance Padova si fa subito aggressiva, vincendo i primi due set per 23-25 e 29-31. L'orgoglio di Castello sale in cattedra e, complice l'ottima giornata di Vedovotto e l'esperienza di Rosalba, la squadra di casa raddrizza il risultato sul 2-2. Al tie-break una lotta punto a punto che termina con la vittoria della Gherardi SV per 15-12. Nonostante la sconfitta, in casa patavina l'umore è alto, perché i padovani sono stati protagonisti di un match di grande spessore. In questo momento ho due pensieri nella testa, uno che fondamentalmente abbiamo avuto l'occasione per vincere il terzo set, abbiamo avuto non so quanti match ball e non li abbiamo capitalizzati. Abbiamo il rammarico che forse uno dei match ball di Koshikawa era buono e l'arbitro però non se l'è sentita in quel momento di darci una palla comunque dubbia, e questo è il grande rammarico, però la consapevolezza è di aver giocato contro una squadra molto forte, una squadra che ha avuto negli schiacciatori Rosalba, non scopriamo niente oggi, ha giocato una grande partita, è rimasto in campo 5-7. Vedovotto ci ha fatto dannare l'anima tutta la partita, Nemec è un pericolo costante. Oggi secondo me noi ci eravamo dimostrati come la squadra più forte del campionato per 3 set, ma davanti avevamo una squadra altrettanto forte che secondo me può puntare decisamente alla 1. Ora per i bianconeri sarà il turno di affrontare la Sir Safety Perugia. Appuntamento quindi alle ore 18 di domenica 20 marzo al Pala Fabris, dove dopo appena 7 giorni sarà il momento di ospitare il big match con Ravenna. Prossima partita contro Bastia Umbra. A questo punto noi rimaniamo primi in classifica con un punto di vantaggio, numero di vittorie ancora in vantaggio. Dobbiamo pensare che fra 2 partite vinte noi siamo in A1 e questo deve essere il nostro pensiero. Rimaniamo comunque col concetto una partita per volta. Tocca a Bastia Umbra, una squadra tosta che arriverà a Padova disperata, quindi adesso recuperiamo energie fisiche e mentali e l'affronteremo alla grande come sempre. Piccola nota di colore. Un plauso ai 60 tifosi bianconeri che hanno seguito i loro beniamini nella lunga trasferta, così come la tifoseria di Città di Castello che, per far sentire la propria vicinanza allo schiacciatore nipponico della Fito Performance Padova, Yu Koshikawa, hanno esposto una bandiera giapponese listata a lutto in memoria delle numerose vittime causate dal tremendo terremoto che ha colpito il Giappone. Anche questo è volley. Sometimes a man, he gets carried